Oggi parleremo di foto e video. Per essere presenti bene online è fondamentale avere dei supporti multimediali di qualità. Tuttavia non è necessario per forza assumere dei fotografi o dei videomaker. Siamo in grado di fare dei supporti sufficientemente validi anche con pochi e semplici strumenti. Il principale strumento che dovete utilizzare è il vostro telefono. Vi consigliamo in questo caso di investire un attimino nella scelta anche del telefono e comprare uno smartphone che abbia delle specifiche tecniche medio elevate, soprattutto per quello che riguarda la fotocamera, che appunto sarà il vostro principale strumento per riprendere i vostri piatti, le vostre lavorazioni e la vostra attività. Non sottovalutate le potenzialità di un buon telefono. Ci sono fotografi anche di fama internazionale che organizzano veri e propri workshop di fotografia con smartphone. Il secondo strumento che vi consigliamo di procurarvi è un cavalletto. Un cavalletto come questo può costare qualche decina di euro, lo trovate dal vostro fotografo di fiducia sicuramente, e vi permette di fare dei supporti che abbiano le stesse caratteristiche ripetute. Ad esempio, se avete un ristorante, potete posizionare un cavalletto nella zona deputata alle fotografie del vostro piatto. Di questo modo avrete sempre delle fotografie uguali tra loro e non magari più dritte o più storte. A tal riguardo vi consigliamo anche di utilizzare la griglia accessibile attraverso le impostazioni della fotocamera del vostro smartphone. Questa vi permette di avere delle linee guida e assicurarvi che le vostre foto siano sempre dritte. Un'ultima cosa molto importante per la produzione di buoni scatti, sia foto sia video, è la luce. Cercate di evitare di mettervi ovviamente contro luce per non avere delle foto troppo scure. Possibilmente cercate di utilizzare luce naturale, quindi magari posizionatevi vicino a delle finestre. Potete anche darvi una mano con questi strumenti. Esistono in commercio, sempre dal vostro fotografo di fiducia, delle piccole luci portatili che hanno un elevato livello di potenza. Potete anche regolare molto spesso anche la temperatura della luce. Cosa vuol dire? Molto semplicemente potrete attraverso le impostazioni dei vari pannellini ottenere una luce più calda o più fredda a seconda di quelle che sono le vostre esigenze. Pochi semplici strumenti per riuscire a produrre anche in casa dei supporti fotografici sufficienti per la vostra attività. Mi raccomando, tenete anche sempre bene a mente dove andranno pubblicati i vostri scatti, se li volete utilizzare per Google, se li volete utilizzare per i social network o se li volete utilizzare per altri supporti. Cercate di visualizzare il risultato finale e capire se le foto che andate a realizzare hanno senso oppure necessitano di revisione. Un'altra cosa molto importante è l'utilizzo degli spazi per queste immagini. Mi spiego, se volete utilizzare la vostra foto per ad esempio un vostro menu, assicuratevi che ci sia sufficiente spazio vuoto attorno ai soggetti per permettervi di inserire qualche scritta. Un'altra cosa importante da tenere bene a mente è la tutela dei diritti di autore. Per i video, ma anche se volete fare magari degli slideshow con una musica, mi raccomando non potete utilizzare la vostra canzone preferita perché quasi sicuramente questa canzone sarà protetta da diritti d'autore. Quindi quello che può succedere è che il vostro supporto venga messo offline da YouTube, da Google, piuttosto che dai social network, che non permettono l'utilizzo di materiali protetti da diritto d'autore. Ricordatevi sempre che i vostri potenziali clienti, quelli che potete raggiungere online, non necessariamente vi conoscono. Quindi avere dei supporti anche validi dal punto di vista fotografico può fare la differenza nel fare una buona impressione.